venerdì, anzi sabato sera giusto oggi? Sì. Avrei potuto andar fuori e fare qualcos'altro, ma stasera ho deciso di stare a casa, riposarmi un po' perché sento che comunque ho camminato veramente tantissimo, ho usato il mio corpo molto oggi. Stamattina sono andato in palestra e poi ho visto un amico, insomma abbiamo fatto 18.000 passi oggi, quindi sento che devo tornare a casa e riposarmi un attimo. Sono qui per darvi un po' di idee che mi sono venute negli ultimi giorni, la connessione con la natura principalmente, e la differenza tra dolore neuropatico e nociplastico. Queste 2 domande sono 2 topic che insomma voglio parlarvene oggi, stasera. Riguardo la connessione della natura, penso che è chiaro che, il nostro corpo quando è sconnesso dalla natura, inteso come alberi, animali, vento, okay, il vento, la pioggia, avere gli elementi insomma naturali, sul nostro corpo, il sole, immergerci come spugne dentro la natura, questo è importantissimo per il nostro sistema nervoso. Ho notato, fasi insomma degli ultimi anni, nei momenti in cui sono stato più in connessione con la natura, mi son sempre sentito più energico, sempre dormito meglio, e in altre parti insomma della mia vita, quando sono stato più in città, mi son sempre sentito più stanco, più giù di umore, e questo è chiaro per il sistema nervoso, non c'è bisogno veramente di fare studi particolari. Sicuramente l'umore è un grande predittore dei dolori, soprattutto quelli cronici, e tutti i dolori sono legati a un sistema nervoso, diciamo disregolato. Questa sera ho letto un commento di un professore dell'università di Groningen, dove ho studiato fisioterapia, e ha risposto ad un mio commento, ad un mio post, in realtà un blog post riguardo la differenza tra neuropatico e nociplastico. In università non abbiamo veramente approfondito tantissimo queste 2 differenze, in ambito diciamo universitario, ma abbiamo semplicemente quasi toccato, questo topic, cosa che poi quando sono arrivato in ambito quando ho iniziato a lavorare con i miei pazienti, ho notato che non ero preparato per approfondire, per capire quando un dolore era veramente nociplastico, quando un dolore è veramente neuropatico. E perché vi dico questo? E perché vi dovrebbe servire questo anche a voi, sentire queste parole e capire se le differenze. Perché è molto importante dalla vostra parte, quando vi danno delle terapie da fare, chi che sia, terapisti o medici, di capire perché le state facendo e capire quindi a lunga durata qual è il processo di guarigione. Molte volte non si hanno il tempo di parlare al paziente o al cliente della terapia che stiamo facendo. Questo in ambito soprattutto pubblico, quindi se andate in un centro di riabilitazione pagate il ticket e vi fanno, non so, 10 sedute di terapia del dolore piuttosto che 10 sedute di fisioterapia. Dovete capire perché state facendo un qualcosa. E questo è diciamo il motivo per cui ho veramente tanti video gratuiti su YouTube, no? È il motivo per cui sono su YouTube, per educare. La differenza tra dolore nociplastico e dolore neuropatico è semplice da capire, non è semplice in ambito clinico da adottare, perché molte volte anche noi terapisti e medici non siamo sicurissimi su dove vi trovate, e quindi non siamo sicurissimi sulla vostra terapia, sulla terapia che andate a fare. Se avete dolori neuropatici vuol dire che il sistema nervoso è stato danneggiato e in qualche modo i nervi non comunicano con il cervello, con gli organi o con i muscoli
in modo efficiente. Questo vuol dire che la parte superficiale dei nervi, che è una parte un po' glutinosa, non sta comunicando con il resto dei neuroni attorno, no? Pensate ad un'autostrada che è bloccata con un grandissimo traffico e tu da una parte non riesci ad arrivare all'altra della strada perché c'è molto traffico in mezzo. Quel traffico potrebbe essere perché la strada è stata rotta, si è interrotta, o magari semplicemente un incidente. L'incidente, pensalo come un infortunio, se la strada è rotta, a quel punto parliamo appunto di danneggiamento del sistema nervoso. Questo danneggiamento può essere ovunque nel sistema nervoso, può essere a livello centrale, quindi nel cervello, in quel caso sarebbero dolori un po' più gravi, no? Parliamo, che ne so, di Parkinson, di multipla sclerosi, sclerosi multipla. In quel caso siamo in un ambito puramente neurologico. Se mi seguite, non siete in questo caso di danneggiamento, almeno non centrale, ma magari avete un danneggiamento nella parte periferica, quindi nella parte lontana dal cervello, ok? Purtroppo in Italia non si è veramente distinta questa cosa tra neuropatico e nociplastico, perché a volte siamo in mezzo, a volte è un po' difficile capire dove vi trovate. Ed oggi sappiamo che ci sono dei criteri che bisogna seguire in ambito, diciamo, fisioterapico medico per distinguere dove dei due casi vi trovate. Se vi trovate nel neuropatico, c'è un danneggiamento, lo si vede a livello neurologico, ok? A livello di una visita neurologica o comunque di varie visite che controllano come i nervi funzionano. Se i nervi funzionano ok, a quel punto si va a includere i criteri del nociplastico. Ok, non voglio veramente complicare le cose qui adesso. Voglio darti, insomma, la spiegazione più semplice. In quel caso, quando non troviamo niente a livello, diciamo, organico, e se potremmo essere nel nociplastico, vuol dire che dobbiamo includere tutta la parte di personalità, ok? La tua personalità, per come sei fatto, ok, conta moltissimo sulla qualità del tuo dolore. Ovviamente non è solo la personalità, bisogna capire anche la natura dei tuoi sintomi. Nel mio canale YouTube, cosa succede? Ok? Polpo baffuto, cosa succede? Cosa vuol dire? Comunque, mentre che vi spiego questa cosa, scrivetemi in chat, così comunichiamo un attimo e mi fate capire se quello che vi sto dicendo è chiaro, altrimenti cerco di spiegarlo meglio. Stavo dicendo che la parte nociplastica, cioè il dolore ovunque tu ce l'abbia, nel collo, nello stomaco, nella parte pelvica, emicrania o altre parti del corpo, hanno dei sintomi particolari. Se questi sintomi particolari matchano una particolare storia psicologica tua, allora capiamo che la diagnosi è più improntata verso una sintomatologia nociplastica. Quindi i dolori iniziano a salire, a scendere durante la giornata o durante la settimana, iniziano a spostarsi e il dolore inizia a diciamo diffondersi a macchia d'olio, a volte i dolori sono simmetrici nel corpo, magari iniziano dal collo destro, anche collo sinistro. Ieri mia zia mi ha detto che lei ogni tanto sente questa bollicina nella parte qua sotto delle occhiaie, che inizia, una dei due occhi, che inizia a sembrare tipo una pietrolina che si gonfia sotto l'occhio, guarda caso nei momenti di alto stress, di alto nervosismo, e poi sparisce nei momenti in cui è meno stressata, a volte a destra e a volte a sinistra, o a volte in tutti e due i punti. Mi ha spiegato questa cosa e mi ha detto: Alessio, secondo te che cos'è? Il neurologo ovviamente non ha trovato nulla di che, penso che l'abbia mandata dal reumatologo,
e il reumatologo, se non sbaglio anche lei non ha trovato nulla in ambito, diciamo, di analisi del sangue, e la spiegazione è stata che poteva essere un qualcosa un qualcosa relativo al calcio, no, una calcificazione, un qualcosa del genere, cosa che in realtà è una spiegazione che non trova assolutamente nessun fondamento. Quindi è chiaro che se andavamo a vedere i criteri del dolore nociplastico capivamo che erano per esempio simmetrici, destra-sinistra, in questo caso erano destra-sinistra negli occhi, durante lo stress, oppure aumentano durante, magari sono altalenanti durante varie giornate, ok? Una giornata magari lo senti, una giornata non lo senti. Questo è molto difficile che siano neuropatici, quindi è difficile che in questo momento la diagnosi sia di neuropatia. O di la nevralgia, tra l'altro, è un'altra cosa che volevo dire. Ci sono varie nomenclature che vengono veramente, sono confuse, sono confusionarie per i non addetti ai lavori. E tutte queste nomenclature, queste etichette, vanno a confondere il paziente, vanno a confondere voi. E nevralgia, per esempio, non vuol dire assolutamente niente, vuol dire semplicemente dolore nella parte nervosa, nella parte dei nervi, ok? Che dà dolore. Nevralgia, algia, dolore ai nervi. Fibromialgia, dolore alla parte fibrosa che potrebbero essere, quindi la parte muscolare o la parte delle articolazioni, ok? Non vuol dire assolutamente nulla. Tra l'altro la fibromialgia è una sindrome, ma non voglio focalizzarmi troppo nella fibromialgia perché il mio canale è principalmente improntato su cervicale e mal di schiena, ma non perché sono cose diverse, semplicemente perché ho notato nel mio lavoro che sono le problematiche più comuni che riscontro e sono le problematiche che ho più confidenza e ho più dati per dire che entro 2-3 mesi queste problematiche le abbiamo risolte con grandissimo successo, io e il mio team. Quindi queste parti cervicale e mal di schiena, tra l'altro io ho avuto cervicalgia per tantissimo tempo, sono sicuro come si comportano, quindi sono sicuro se è una cosa è neuropatica o nociplastica o psicosomatica. Se soffri di cervicalgia, sono sicuro al 100% che ti possiamo aiutare. Nella parte di emicrania, per esempio, molte delle emicranie sono di natura nociplastica. È molto difficile che ci sia un'emicrania di natura neuropatica. Ma capisco comunque la difficoltà da parte vostra di trovare dei siti web attendibili e di capire dove sta la verità. Ok? Se mi metto nei panni miei, di quando ho iniziato questa ricerca sul dolore cronico, avevo trovato tanti siti web che miravano una cura organica del corpo, no? Troverete veramente tantissimo sulla nutrizione, sulla parte di avere insomma degli integratori, avere la parte di massaggio, la parte di esercizio fisico e pochissimo sul collegamento del dolore con la psiche e il dolore come sintomo psicosomatico, ok? Questo è normale perché si è saputo sempre poco e quel poco che si è saputo non è mai stato spiegato dal punto di vista neuroscientifico. Invece oggi sappiamo assolutamente che sono dolori che anche molto, molto intensi e molto acuti, sono anche dati da un sistema nervoso ipersensibile. E quindi non devi necessariamente pensare che il dolore nociplastico sia qualcosa di più che non faccia per te, ok? Perché molte persone pensano, ma io non rientro in questa casistica, il mio dolore è veramente intenso e lo sento veramente. Voglio chiarirti che ci sono persone che non riuscivano ad andare dal letto al bagno perché avevano mal di schiena e quel mal di schiena era nociplastico al 100%. Da lì, quando hanno capito che
la loro problematica non era fisica pura, o puramente fisica, ma era data da un'ipersensibilità del sistema nervoso, causato da vari stress della loro vita, e quindi anche da ansia e catastrofizzazione dei loro sintomi attraverso pensieri negativi, catastrofici appunto. A quel punto i sintomi diventavano cronicizzati e quindi anche di intensità molto molto alta, perché la paura dei tuoi sintomi ti può veramente congelare. Ok, se tu hai paura dei tuoi sintomi perché non sai da dove arrivano e l'ansia quindi va su, tu ti puoi letteralmente congelare e pensare questa cosa non guarirà mai. E più pensi a quella cosa, più quel pensiero è ricorrente, più i sintomi eh, vanno a incrementarsi e a cronicizzarsi e diventa un circolo vizioso di tutti. Il mio lavoro quindi appunto insieme al mio team di spiegarti e farti passare da una situazione in cui non sai perché hai quei sintomi a iniziare a regolarizzare o comunque equilibrare il tuo sistema nervoso con vari tools, vari strumenti, tra cui la meditazione, ma la stessa educazione è un tool, è uno strumento. E poi dalle 2 settimane circa inizi a vedere già un grande miglioramento dei sintomi, fino a che la settimana 3, la settimana 4 inizi veramente a prendere il giro del dire: "Ah, ma mi sa che questa è la via giusta", no, questo è quello che succede nel classico percorso di guarigione dei nostri pazienti. Dopo un mese notano che il loro problema è veramente un qualcosa relativo alle loro emozioni, no, e notano veramente la connessione, notano quanto erano stressati o comunque quanto era agitato il loro corpo. In questo momento tu non sei probabilmente cosciente della qualità di quanto il tuo sistema nervoso è impaurito. Potresti pensare che sei cosciente o sei veramente consapevole di quanto è imparito, ma ti assicuro che se giorno dopo giorno, in un percorso di 2-3 mesi, fai delle meditazioni o comunque una struttura di guarigione particolare, noterai che dopo 3-4 settimane il tuo sistema è 50% almeno più calmo e dici: "Cavolo, non pensavo di essere così agitato". No, è un po' come prendere una boccata d'aria, no, hai una boccata d'aria dopo che sei stato, in 10 minuti di sauna e vuoi uscire, prendi una boccata d'aria, ti senti più rilassato. Quello è quello che succede normalmente nel percorso di guarigione. Dopo 2-3 settimane inizi a prendere questa boccata d'aria di sicurezza di te stesso, di portare l'ansia più giù, di essere tu padrone del tuo corpo e quindi nel secondo mese metti veramente in pratica con un altro mindset, con un'altra identità, quello che dovevi fare da sempre, da anni forse, no? E che nessuno ti ha insegnato o comunque che tu sapevi, ma non sei stato costante o non sei stata costante nel percorso di guarigione. Ed è normale, tutti in questo percorso hanno alti e bassi, anche nel percorso stesso con noi hanno degli alti e bassi, ma il fatto di essere seguiti da qualcuno ti rende quasi protetto di dire: "Okay, quando ho il periodi la giornata no, so a chi chiedere". Okay? Questo è quello che è la differenza tra chi veramente ha dei risultati e chi no. Perché diciamocelo, non c'è nulla di segreto in quello che facciamo, o quello che faccio io con i miei pazienti. Tutto quello che è dentro la terapia lo vedete nei miei video. Quello che differenzia un percorso che fate con noi rispetto a quello che fareste voi a casa è quello di avere una costanza nelle giornate, una costanza e una struttura, una strategia chiara entro i 2-3 mesi, okay? E so perfettamente quali sono gli step, che bisogna seguire perché l'ho fatto oramai sono più di 2 anni che
che seguo pazienti che hanno mal di testa, mal di schiena, cervicalgia, e so perfettamente quali sono i periodi di crash, quando il paziente ha degli improvement, ha dei miglioramenti, e poi c'è un giorno che bam, va giù di nuovo e perde la speranza, e noi siamo lì per riportarlo su, sapendo che è difficile, è molto difficile, è molto intenso questo percorso. Ma ciò non vuol dire che non è possibile, ok? Se 1 su 5 italiani in Italia soffrono di dolori cronici e non hanno gli strumenti per guarire, questo, diciamo, è la responsabilità sia della sanità pubblica, ma anche responsabilità del singolo di capire qual è il problema. Il problema è semplice. Sappiamo che il sistema nervoso è andato in ipersensibilità. Allora a quel punto capiamo come riportarlo in equilibrio, perché il sistema non vuol dire che non va in equilibrio, tende a rimanere squilibrato perché ha imparato a stare in quel modo, e chi è che comanda? Comandiamo noi, all'interno di noi, no? Quindi ora sto andando un po' su 100.000 tangenti, però se non è chiaro fatemelo sapere nella chat. Quindi sappiamo come portarlo in equilibrio. Ok? Ed è difficile, lo sappiamo tutti. Se state guardando questa live il sabato sera e siete a casa, e invece di andare fuori a farvi una passeggiata o farvi una serata con gli amici o quant'altro, è perché probabilmente o siete stanchi o avete dolore, e quindi cercate una soluzione. La soluzione è molto semplice, ragazzi, non è una soluzione difficile da implementare. Ci vuole solo costanza, come tutto, e fiducia che quella è la strada giusta. A volte serve solo la fiducia, veramente dentro di voi, che quella è la strada giusta. E noi lo sappiamo qual è la strada giusta per il paziente, al 100%, altrimenti non faremo qui la selezione e dire ok, tu sei candidato per entrare, tu no. E ci sono molte persone che non sono in realtà, si possono candidare ma non sono in realtà pronte per avere un vero cambiamento. E ci sono varie resistenze per ognuno. Chi ha resistenza a cambiare perché non ci crede che può cambiare, quindi già quello è un problema, e probabilmente perché non ci credi, perché non hai le informazioni, non hai tutte le informazioni che ti fanno capire se il tuo problema veramente può guarire o no. La seconda potrebbe essere relativa al tempo, non hai tempo di fare esercizio, non hai tempo di implementare questa terapia, quindi tempo, credenza, oppure possiamo dire anche dalla parte di investimento. C'è un investimento che bisogna fare ovviamente dal punto di vista finanziario per essere seguiti magari da un team. Potresti non avere quell'investimento, ok? Queste sono le tre principali barriere, quindi, ma ogni barriera è risolvibile, ok? Il primo, quella della credenza, ti informi, ci sono oramai 200 e passa video sul mio canale, non devi credere a me al 100%, ci sta, se non ci conosciamo dici ma perché Alessio dovrebbe avere ragione su tutto quello che dice. Ci sono vari altri canali, principalmente esteri, dove puoi confrontarti, no? E dire ok, quello che dice Alessio ci sta, potrebbe essere vero. Puoi andare su canali esteri in inglese, ci sono altri terapisti che fanno lo stesso lavoro che ho fatto io, e io stesso ho imparato tutte quelle cose che vi dico da altri terapisti, da altri medici, non è che me le sono inventate. Per dire, andate sul sito di Howard Schubiner, che è uno dei medici che ho seguito per più tempo, ok? Che è ancora in vita. L'altro sarebbe il dottor Sarno, che ha scritto diversi libri, tra cui Healing Chronic Back Pain, del dottor Sarno, non è italiano, è statunitense, quindi vi invito a leggere qualche libro, oltre magari al mio, se andate sul mio sito web
venezianotherapy.com, è gratuito, che si chiama Il potere della consapevolezza. Se andate sul sito ve lo trovate, vi uscirà fuori un pop-up che vi dice scarica questo libro, che è un PDF, che tra l'altro ho pensato di mettere a pagamento nei prossimi mesi, perché ho pensato che non tutti, ho pensato di divulgarlo insomma in tutte, magari in libreria, piuttosto che farlo diventare veramente un libro piuttosto che un PDF, quindi andare a migliorare la parte della copertina, renderlo cartaceo, e magari ampliare il libro con più capitoli, e farlo diventare il mio primo libro. Questo ci sto ancora pensando, ci vuole molto tempo, veramente ci vuole molto tempo per fare uscire un libro, cosa che fa un po' paura, perché non so se voglio veramente dedicarmi a quello e se farebbe veramente la differenza per tante persone. Noto che comunque il libricino che avevo scritto, ma tempo fa, questo più di un anno fa, ha aiutato tante persone. Quindi se non volete leggere il libro di Sarno, che magari vi consiglio comunque di leggerlo perché vi cambia la vita, se non volete leggere quello perché è a pagamento e tutto, guardate il PDF sul mio sito web, venezianotherapy.com. Cos'altro? Oh, guarda, c'è mia madre che mi sta vedendo. Ciao madre, ciao ma. Cos'altro? Se avete delle domande scrivetemele nella chat, comunque. Cos'altro? Sto pensando ultimamente sto pensando di trovare l'essenza, insomma, di quello che è la guarigione, quindi sapete che faccio vari video sul tapping, faccio vari video sul tracciamento somatico, la meditazione, l'ipnosi, e a volte penso, ma qual è l'essenza veramente di tutto ciò? Se dovessi mai dire l'esperienza comune di guarigione per tutti, qual è stata e quali sono le terapie veramente fondamentali di questo percorso, direi principalmente due cose, perché è vero che tutto potrebbe dare un supporto, ok? Ma qual è la terapia comune che è la più efficace per tutte le persone che io ho conosciuto, ma anche che non ho conosciuto, in base alle storie che ho sentito? Sono due cose. La prima è l'educazione, quindi la parte educativa, che è quella che a me piace di più. Non a caso ho fatto 200 e passa video sul dolore cronico. E la seconda è l'esercizio fisico. Quando voi capite se capite qualcosa, se capite che il vostro dolore non è relativo al muscolo vero, cioè non è proprio dentro il muscolo, ma è nel sistema nervoso centrale, capite che lì la vostra ansia va giù e potete quindi riprendere l'attività fisica. Quando prendete l'attività fisica, il dolore non vuol dire che non arriverà, ma la vostra reazione al dolore sarà molto più bassa. Questo fa sì che entrate in un circolo vizioso positivo invece di entrare in un circolo vizioso negativo, dove non sapete perché avete dolore e reagite con ansia. E quindi non vi muovete. Queste due cose, quindi educazione e esercizio fisico, qualsiasi esercizio fisico, non dovete per forza fare Pilates o yoga o come si chiama, piscina, qualsiasi cosa va bene. Basta che ritornate a muovere il corpo. Non dico solo il collo, se avete cervicalgia, ma proprio tutto il corpo. Riprendete quindi la parte sociale, riprendete a uscire con gli amici, riprendete a fare quelle cose che non avevate fatto prima, in modo graduale, ok? Sceglietene solo una. Magari avevate eliminato le uscite con gli amici il sabato sera per paura di un attacco di dolore, ritornate a farle.
ritornate a fare almeno 10-15 minuti, andate, uscite e dite agli amici: guarda, devo tornare a casa perché non mi sento bene. Boh, a volte non dovete neanche spiegare il perché. Non dovete spiegare il perché a nessuno in realtà, però ritornate nella parte sociale, ok? Non a caso i dolori si chiamano dolori l'approccio, questo in ambito clinico il più aggiornato che c'è, il dolore deve essere curato, ok? Quello nociplastico, con un approccio biopsicosociale, quindi biologico, corpo, psico, mente, sociale, la parte sociale al di fuori di voi. Se queste tre cose vengono implementate nell'approccio terapeutico, ritornate a stare bene. Quanto ci mettete? Vi assicuro che se iniziate oggi, che è il 1° se non sbaglio, giusto? Non mi ricordo, la fine di gennaio, l'inizio di febbraio, ho dimenticato qual è il giorno oggi. Se non sbaglio il 1° se iniziate oggi, ok, entro fine febbraio i vostri sintomi sono almeno al 30% in meno, almeno. Però dovete fare queste cose e dopo, da febbraio a marzo, riuscite veramente a capire che potete fare certe cose, perché i sintomi sono andati giù. Quando ripotete a fare certe cose dal punto di vista sociale e di movimento, entrate in questo circolo vizioso, in modo che a marzo, aprile, avete finalmente capito come funziona. Questo non è detto, non vi ho detto che a marzo-aprile non ci saranno delle ricadute, non avete dei dolori, questo vuol dire che siete ritornati all'attività sociale e di movimento. La prima cosa che chiedo quando entrate nel percorso di Neurobalance con il mio team, qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere entro i 2 mesi o entro i 3 mesi da adesso, se oggi inizi con noi. Allora prendiamo l'obiettivo. L'obiettivo normalmente è funzionale, non è un obiettivo di dolore, ok? Perché il dolore è vero che vogliamo tutti che sia zero, ma il nostro mindset non è mirato ad abbattere il dolore, ma a ritornare all'attività, quindi ad abbattere la nostra reazione al dolore. Okay? Tutta la terapia sta lì ed è un mindset, alla fine è mindset, ok? Mindset. Non a caso appunto c'è uno psicoterapista nel mio team. Non perché sia necessario. Ci sono una marea di persone sono ritornate a stare bene senza psicoterapista. Io, per esempio, non ho avuto bisogno di uno psicoterapista per guarire dal dolore al collo. Ho avuto bisogno di educazione e di ritorno all'attività fisica. Basta. Perché ho voluto mettere la psicoterapia? Perché è un supporto. Perché per molte persone c'è un 10-20% delle persone, in generale, che hanno bisogno di un approccio anche psicologico, psicoterapeutico. E la nostra terapia BVRT agisce su quei processi inconsci e quelle paure inconsce che ti stanno bloccando. Quindi se ti bloccano delle paure, la psicoterapia, cioè paure inteso al di là del dolore, altre cose, ok? Esempio, relative più a relazioni, piuttosto che ad altre cose, oltre e fuori dal tuo corpo, più relative alle relazioni principalmente. O traumi passati, o traumi che possono essere sia psicologici che fisici. A quel punto la psicoterapia ti dà una grande mano. Poi c'è la parte di omeopatia che è anche questo un piccolo supporto a tutto quello che facciamo. Abbiamo notato che chi intraprende un approccio completo, quindi educativo, psicoterapeutico e omeopatico, raggiunge i risultati nel minor tempo possibile. Questo non vuol dire che l'omeopatia o la psicoterapia è necessaria per guarire, ok?
Quindi questo è molto importante che io lo dica. Non a caso molte persone guariscono semplicemente con la lettura di un libro. Molte persone, ma se parliamo della maggior parte delle persone, hanno avuto bisogno di molto più tempo che leggere un libro e basta. Okay? È un trial and error, okay? È un provare, iniziare a muoversi, poi ricadere, rialzarsi, ricadere, rialzarsi, ok? Non è un percorso lineare, assolutamente. Cos'altro volevo dirvi? Che ci vuole fiducia, assolutamente, fiducia nella terapia, fiducia che siete nel punto giusto. È fiducia che tra 3 anni, quello che fate oggi, quello che investite oggi in tempo, tra 3 anni ve lo siete dimenticato. Sia in tempo che dal punto di vista finanziario, ok? Perché ovviamente non tutti possono essere supportati per 3 mesi in questa terapia, che tra l'altro è una terapia privata, ok? Quindi non è un qualcosa che è pagabile con un ticket, purtroppo. Magari in futuro riusciremo a farlo in ambito più pubblico. Cos'altro? Fatemi pensare ad altre cose che sto facendo. Sto leggendo una marea di libri riguardo al mindset, all'identità, principalmente di psicologia. Ed è assurdo come abbia finito tempo fa all'università in fisioterapia e poi mi sono messo dentro la psicologia. Proprio mi ero già specializzato in psicologia del dolore, però già quando stavo studiando fisioterapia ho capito che la psicologia era l'approccio più centrato nel dolore. Quello che forse manca per tutte le persone che hanno già seguito uno psicologo è l'approccio più attivo della psicologia. Quindi non è solo talk therapy, non è solo parlare al terapista dei propri problemi, ma è fare qualcosa. Quindi tu ti prendi la responsabilità di fare qualcosa. Non puoi semplicemente parlare dei tuoi problemi se non cambi la tua identità, se non cambi il tuo behavior, cioè i tuoi comportamenti. E notiamo che la maggior parte delle persone, dei pazienti che arrivano da noi, che hanno già fatto psicoterapia o psicologia, hanno fatto talk therapy principalmente e non hanno veramente cambiato il loro comportamento. Se non sei coraggioso, coraggiosa di cambiare il tuo comportamento da domani stesso e capire cos'è che devi cambiare, non puoi guarire. Cioè, non puoi fare le stesse cose che hai fatto oggi e guarire. Non puoi. Ed è difficile. È difficile perché per il tuo ego non vuole che tu guarisca. Il tuo ego vuole rimanere semplicemente dove è oggi, perché guarire vuol dire perdere la tua identità, vuol dire perdere quello che hai raggiunto oggi, anche se non hai raggiunto nulla, ok? Ed è così per tutto, non solo per il dolore, ma anche per il successo in ambito anche professionale, cioè è difficile dire, ecco perché è difficile dire io ho quell'obiettivo, che è un obiettivo molto grande, ok? Per esempio in ambito magari più finanziario e dire "Ah, chissà se ce la faccio a raggiungere quell'obiettivo", è un obiettivo molto grande, dici e inizi a sentire ma non ce lo farò mai, ma forse non è per me. E la stessa cosa succede in ambito terapeutico sul dolore. Inizi a pensare ma veramente se inizio oggi, febbraio, l'1 febbraio, marzo, aprile, veramente entro fine aprile io ritornerò a fare le cose che non facevo, che non faccio più oggi, con un'energia diversa. Veramente. E lì non hai la tua credenza è totalmente bassa. Il nostro lavoro è farti veramente credere quella cosa e portarti, accompagnarti passo dopo passo, passo dopo passo. È vero che lo puoi fare da sola o da solo, ma è più difficile.
e devi capire che magari non ci vogliono 3 mesi, magari ci vogliono 6 mesi. Ciò non vuol dire che non lo puoi fare, lo puoi fare e devi iniziare però da oggi stesso. Iniziare a capire cos'è che ti sta, quali sono le paure che ti stanno bloccando. Okay, ci sono 3 cose. Vi sto facendo una sessione di coaching gratis oggi. Ci sono 3 cose che ti stanno bloccando, okay? Oppure ci sono 3 cose che devi capire per arrivare dal punto A al punto B, che il B è la guarigione. Il primo sono le paure. Quali paure ti stanno bloccando per arrivare al punto B? Bisogna identificare le tue paure. Paura che la tua condizione non sia guaribile, esempio. Paura che rimarrai così, paura che non potrai in questo momento poi accudire ai tuoi figli. Paura che non potrai ritornare a lavorare, quindi avrai problemi economici perché non potrai ritornare a lavorare. Qualsiasi paura, ok? Paura che il mio compagno o la mia compagna mi lascia perché ho questo problema. Queste sono tutte paure da prendere e capire, scriverle, ok? E ok, sono lì. Capiamo quali sono le paure. Se non sappiamo quali sono le nostre paure, non possiamo agire su queste paure. La seconda parte sono le opportunità che abbiamo oggi per arrivare al punto B. Quali opportunità ho, ok, in questo momento che mi portano al punto B? L'opportunità è quello di educarsi. Oggi l'educazione è gratis, puoi leggere 10 libri in questo ambito e sapere più di un medico, più di un dottore, più di un terapista normale, ok? Prendi 10 libri che parlano di dolore neuroplastico, nociplastico, è difficile che li troverai in italiano, a meno che non vedi uno dei miei, e capisci la situazione, ok? Dovessi iniziare da un libro, inizia da quello del dottor Sarno. Magari ti posso mettere poi il libro in descrizione. E trovi le opportunità. Questa è un'opportunità, l'educazione è gratis, ok? L'opportunità di toglierti da tutti i gruppi Facebook che trovi in giro. Togliti, non entrare e prendi l'opportunità invece di entrare in gruppi che ti danno più supporto, ok? In italiano non te ne so dire neanche uno, perché non ci sono. Ho fatto una scansione dei gruppi che ci sono in Italia su Facebook, è veramente clamoroso come tutti vadano semplicemente a parlare di farmaci e semplicemente dire io ho preso questo, tu hai preso quello, ma dov'è la soluzione? Dov'è? Perché in realtà quelle persone lì non sono persone per te, non sono persone che ti aiutano, è semplicemente ognuno parla di qualcosa di negativo, dei suoi problemi e speriamo che qualcuno ci compatisca. No, assolutamente ti stai scavando un fosso, perché nessuno in realtà di quelle persone che sta in quel gruppo ha una soluzione. Quindi l'opportunità è quella di entrare in contatto con persone più positive, che non parlano solo di problemi, ok? Parlano di soluzioni. La principale opportunità, secondo me, è quella di trovare delle persone a fianco a te che ti supportano, oppure di trovare i terapisti che ti supportano, un percorso che ti supporta. E poi c'è tutta la parte di punti di forza che hai tu. Quali sono i tuoi punti di forza oggi che ti possono portare al punto B? Se stiamo parlando di punti di forza, esempio, noi che soffriamo di dolori persistenti abbiamo dei punti di forza, esempio, siamo molto caparbi, o siamo comunque molto testa dura, perfezionisti, ecco, usiamo questi punti di forza o di debolezza in modo positivo. Quindi sei molto caparbio, sei molto resistente, resiliente, allora usiamolo nella parte non di catastrofismo, quindi di resistere al dolore, io sono forte. No, usiamolo ok, io domani mattina, invece di guardare il cellulare,
e guardare i gruppi Facebook o le notifiche di Instagram, quello che è, guardo e mi prendo 10 minuti per fare della pratica per me, per il mio sistema nervoso. Guardo il sole, sto 10 minuti immerso nel sole, alla luce solare, ok? Luce naturale. Prima di guardare ogni singola cosa su internet o sul tuo cellulare, mi prendo 10 minuti per fare una pratica di meditazione, di respirazione, mi connetto con me stesso prima. Prima mi connetto con me stesso e poi con gli altri. Questi 10 minuti ti portano un beneficio in tutte le altre 24 ore, assolutamente. Quindi questi sono punti di forza, no? Caparbietà, quali sono i tuoi punti di forza? E capite che la guarigione dal dolore è più una questione di mindset, veramente, che di farmaci, che di fisioterapia, è più una questione energetica, emotiva, e credo che nel futuro sarà così. Le terapie per il dolore cronico saranno unicamente mirate al mindset, alla parte emotiva, perché è lì il problema, non c'è altro. È vero che tutti gli altri supporti che potrete avere dal punto di vista fisioterapico aiutano, ma non vanno direttamente al problema. In Italia ci sono altri terapisti che hanno il mio stesso approccio o simile. Quello che noto che differenzia il mio e quello che fanno gli altri, non che mi interessa poi cosa fanno gli altri, però era giusto per magari state facendo una ricerca su quello che è possibile fare in Italia, è che questo, la parte diciamo nostra è più mirata veramente quasi unicamente al tuo cervello, ok? E invece gli altri mirano ancora, sbagliando secondo me, perché semplicemente è un qualcosa di superfluo, secondo me, mirano ancora al corpo. E il corpo, intendo esercizi di rinforzo muscolare, esempio, di postura, quelli secondo me sono superflui e tu dirai ma meglio averli che non averli. Gli dico se quello lì non è un qualcosa, se è qualcosa di superfluo meglio non averlo, perché ti fa perdere tempo e ti fa credere che il problema è ancora fisico. Il dottor Sarno lo diceva, eliminare ogni terapia fisica perché il tuo inconscio capirà o crederà ancora che il problema è fisico. Magari tu lo sai che non è fisico, ma il tuo inconscio capisce che deve essere, diciamo, accudito dal punto di vista fisico, che in realtà non è così. Ciò non vuol dire che se domani hai problemi acuti di dolore, non devi stare sul divano e riposarti per un attimo e inizi il giorno dopo a farti la tua camminata quando i dolori sono un po' più gestibili. Ok? Ok, ho parlato per 48 minuti, penso siano abbastanza. Questo per me è più una, come si dice, un allenamento per me, parlare in live. A parte che mi piace, però mi fa capire l'autenticità, no? Molte persone tendono a magari non fare una live perché hanno paura di dire delle fesserie oppure di non avere cose da dire. Invece io potrei parlare per 3 ore se volete, ma non sarebbe forse... Mi perderei nelle 3 ore e parlerei di qualsiasi altra cosa. Ci sono 100.000 topic che mi interessano, non solo nell'ambiente del dolore, ma anche in altri ambienti, tipo più esoterismo, più nella parte capire che cos'è l'anima rispetto allo spirito, la parte spirituale. Penso veramente che ci sono dei topic che vanno a braccetto poi con quello che faccio, ma che ancora non ho parlato nel mio canale pubblicamente, tipo appunto esoterismo, pratiche spirituali. Vuoi non vuoi, un po' perché sinceramente ho paura che le persone mi fraintendono e quindi pensano che in realtà serve sempre qualcos'altro per guarire, ma in realtà semplicemente sono dei supporti, è un po' ehm, perché forse andrei fuori topic semplicemente, quindi sarebbe poi
difficile per le persone di seguirmi, e voglio veramente rimanere su questo, perché 100% si può guarire dal dolore cronico, 100% se quello è nociplastico, ovviamente, ok? Se è neuropatico non posso dare una percentuale, e nessuno ve la può garantire, nessuno vi può dire niente sulla parte neuropatica. Ci sono persone che sono guarite anche da problematiche neuropatiche, perché ok, non possiamo pensare che un nervo, anche se danneggiato, non possa guarire. Ci sono casi di miracoli che uno dice: come fai, cioè, a dire no, assolutamente non puoi guarire. Puoi guarire, le percentuali sono ovviamente semplicemente più basse. Ok. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima live. Grazie per essere rimasti fino a qua ad ascoltarmi e a prestissimo, un abbraccio.